L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla ha partecipato qualche giorno fa in videoconferenza all'incontro promosso dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina con i rappresentanti delle regioni, alla presenza del ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. Oggetto della riunione le criticità che ancora incombono sull'avvio del nuovo anno scolastico. Con l'occasione è stata annunciata anche la firma dell'ordinanza che stabilisce criteri di riparto delle risorse per l'organico aggiuntivo previste dal decreto rilancio e che dispone di oltre 977 milioni. Le scuole avranno così circa 50.000 unità in più di personale tra i docenti e il personale ATA e verrà data la massima priorità alla scuola dell'infanzia e a quella primaria. Tutto questo, secondo quanto dichiarato dalla ministra Azzolina, potrà avvenire prima dell'inizio dell'anno scolastico grazie anche alla digitalizzazione del sistema di gestione delle graduatorie che consentirà in tempi celeri nelle assegnazioni. Sentiamo l'assessore Lagalla. Ecco, questo nuovo anno, tante polemiche, insomma, come partirà il nuovo anno scolastico? Lei che direttive darà in sintonia anche con quelle nazionali ovviamente? Le direttive sono state già impartite attraverso le linee guida regionali che ricalcano in larga misura quelle nazionali. Noi siamo assolutamente determinati a far ripartire l'anno scolastico a partire dal 14 settembre, certamente con quelle misure di prevenzione e precauzione che la circostanza epidemiologica impone e suggerisce, ma vorrei che il tema non venisse né strumentalizzato né drammatizzato. Si tratta di riprendere una nuova normalità che deriva dall'esperienza di questi mesi. Qualcosa sulla formazione professionale, il futuro com'è? Direi che questo governo ha già fatto abbastanza, avviso 2, rinnovamento dell'albo, decongestionamento dell'albo, ancora la definizione della nuova graduatoria dell'avviso 8, un riassorbimento di oltre la metà degli operatori dell'albo. Noi contiamo nelle prossime ore di promuovere la graduatoria, come dicevo un attimo fa, dell'avviso 8 e quindi consentire dall'autunno una ulteriore nuova ripresa dell'anno insieme ai corsi in obbligo scolastico.